La denuncia arriva da via della stazione a Mestre, dove ci segnalano la presenza di buche sui marciapiedi che spesso hanno causato cadute rocambolesche di giovani adulti e anche di qualche bambino. Ma non solo, davanti alla stazione ferroviaria, macchine in divieto di sosta e strisce pedonali rimosse e sistemate dove non ci vorrebbero rendono caotico quel tratto di strada che, nonostante il numero elevato di garage per il parcheggio, resta una delle vie più trafficate e caotica di Mestre, senza l'ombra di un vigile urbano. Abbiamo segnalato numerose volte che è tutto rotto, ma purtroppo i lavori vengono fatti male, veloce. Come ci ha spiegato il nostro telespettatore, più segnalazioni sono state inviate agli uffici competenti, ma senza che ci sia stato un seguito. Lavori di manutenzione pressoché inesistenti rendono la viabilità pedonale un giro ad ostacoli. L'ultima manutenzione è stata fatta circa 6 mesi fa, è stato buttato dell'asfalto che però si sta già ovviamente levando. I residenti sperano in un intervento urgente, ma soprattutto fatto bene. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni, ma purtroppo i lavori vengono fatti in fretta, in velocità e il problema si ripresenta ogni volta.